Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa Copropa di Zoppola. Che attività posso svolgere in forma cooperativa? Cresce il ricorso alla sanità integrativa tra i lavoratori del Friuli Venezia Giulia. Energia, al via protocollo Conf Cooperative Enea per promuovere le comunità energetiche. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Copropa è una cooperativa di produttori di patate nata nel 1990, primo anno di raccolta. Attualmente produciamo circa dai 40 ai 50 mila quintali di patate. È composta da 62 soci, di cui 32 quest'anno hanno conferito prodotto. C'è questa differenza perché per la rotazione qualche socio non produce patate nell'annata che non ha i terreni disponibili. Abbiamo impiegato circa 11-12 persone durante l'anno, di questo ne andiamo orgogliosi perché paghiamo 11 stipendi ogni mese. Produciamo circa dai 40-45 mila quintali che lavoriamo quasi esclusivamente. Cosa vuol dire? Che quasi tutte le patate vanno confezionate in sacchetti da 2 kg, 2,5 kg, 5 kg a seconda delle richieste nel nostro impianto all'interno del capannone. Questa produzione va venduta per la stragrande maggioranza alla GDO, la grande distribuzione organizzata. All'interno della cooperativa abbiamo anche 10 celle e un'anticella, 10 celle di circa 2500 quintali l'una, che ci permette appunto di gestire questa produzione che i soci ci conferiscono. Conti dicono: ma come si fanno a fare 45.000 quintali? C'è il periodo della raccolta. Il periodo della raccolta le patate non serve conservarle, si vendono man mano che si raccolgono, quindi questa è l'impostazione della nostra azienda. Abbiamo avuto un'evoluzione nel tempo, cioè questo partendo timidamente già 10 anni fa, la trasformazione in quarta gamma. Cosa vuol dire quarta e quinta gamma? Patate fresche, pelate e messe sotto vuoto o sotto atmosfera controllata, oppure sotto vuoto e precotta. Una cosa completamente diversa da quello che è la produzione dei surgelati. Surgelati abbiamo un'idea, un prodotto industriale. Noi con la quarta gamma intendiamo avere le patate fresche, come raccolto del campo, come conservate, pronte per mettere nel tegame. Quindi una comodità per chi cucina le patate. Attualmente la quarta gamma forniamo quasi esclusivamente ristorazione, grande o piccola che essa sia, o dal ristorante alla grande mensa, insomma. Ecco, questo qua è il nostro target di clientela che diamo questa tipologia di servizio.
Confcooperative ed Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, hanno siglato un protocollo d'intesa per promuovere la costituzione e la diffusione di comunità energetiche rinnovabili. Tra gli obiettivi principali figurano quelli di mettere a punto strumenti di analisi tecnico-economica e di gestione e realizzare percorsi formativi di informazione sulle norme nazionali e comunitarie per cogliere le opportunità offerte dalle misure di sostegno. Nelle comunità energetiche vediamo non solo opportunità di promozione cooperativa, sottolinea il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. Si tratta infatti di favorire la diffusione di nuove tecnologie, di un modello di produzione energetica distribuito e collaborativo, che rende protagoniste le persone, aumenta l'efficienza energetica e contribuisce a combattere la povertà energetica. Sono aumentati del 17,6% nell'ultimo triennio i lavoratori iscritti alla sanità integrativa nelle cooperative del Friuli Venezia Giulia aderenti a Confcooperative, raggiungendo l'importante cifra di 5.489 persone. Il dato è stato reso noto dall'associazione che riunisce 523 cooperative regionali, ben 136 le imprese cooperative del Friuli Venezia Giulia, più 65% nel triennio, che hanno scelto di aderire alla rete sanitaria integrativa realizzata da Confcooperative attraverso un'apposita struttura, Cooperazione Salute. Ancora oggi, infatti, il 23,5% della spesa sanitaria non è coperta dal servizio sanitario, la quota più alta in Europa, e per il 90% rimane a carico del paziente senza l'intervento di alcun terzo pagatore, casse, fondi sanitari, assicurazioni. Negli ultimi anni le famiglie hanno incrementato la spesa sanitaria, più 14%, più di ogni altra spesa, e per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa sanitaria incide pesantemente sulle sue risorse, spiega il segretario generale di Confcooperative FVG Nicola Gallois. Sono 45 intanto le strutture sanitarie regionali accreditate alla rete di Cooperazione Salute, che offrono tariffe agevolate a lavoratrici e lavoratori delle cooperative iscritte alla rete. Ci riteniamo una cooperativa sostenibile perché partiamo innanzitutto dal campo che i nostri soci coltivano le patate con un criterio di lotta integrata. Cosa vuol dire? La cooperativa dà al socio le linee guida, quindi un disciplinare che corrisponde o forse anche più restrittivo di quello che è il disciplinare della coltivazione della patata regionale, quindi il socio prende queste linee e le coltiva con i criteri di lotta integrata. Di lotta integrata cosa vuol dire? Che tutte le operazioni che fanno nel campo per produrre la patata, per difendere, per nutrire la patata stessa, vanno fatte secondo un disciplinare che forniamo noi al socio stesso, che è quello della lotta integrata al disciplinare regionale. E cosa vuol dire lotta integrata? Che faccio gli interventi sulla pianta nel campo quando la pianta ha la necessità. Quando c'è il parassita vado a trattare, non vado in maniera indiscriminata, in maniera mirata, in maniera precisa. Questo a onor del vero ha due vantaggi, sì il vantaggio ambientale, ma anche il vantaggio che il socio spende un po' meno e quindi facciamo anche impresa allo stesso tempo. Possiamo dire di essere sostenibili anche dal punto di vista energetico. Quasi completamente i tetti della Copropa sono coperti da fotovoltaico, abbiamo circa 200 kW che produciamo di energia elettrica che in parte utilizziamo, in parte va in rete. Siamo sostenibili anche del fatto che non produciamo scarti. La parola scarti alla Copropa non esiste, esiste la parola sottoprodotti. Quindi le patate vengono lavorate nelle nostre linee di lavorazione per mettere quelle belle, perfette, che vanno alla distribuzione che tutti potete trovare, mentre c'è una parte, la seconda, chiamiamola così, che magari ha qualche leggero difetto, o ammaccatura o leggero difetto, che viene pelata nella quarta gamma. Quella che proprio non può essere utilizzata perché è brutta completamente, oppure addirittura l'acqua della pelatura della pelatrice, cioè l'acqua della pelatrice che con la pelatura va via la buccia, quest'acqua e buccia di patate viene raccolta in un contenitore che poi ogni giorno un impianto di biogas viene a prelevare sempre per produrre energia. Quindi la parola scarto in Copropa non esiste, ci sono i sottoprodotti che vengono utilizzati per fare energia. La cooperativa cos'è in fondo? La cooperativa non è altro che un'impresa, come tutti gli altri tipi di società o di privati,
che alla fine deve fare un bilancio. Il bilancio della cooperativa normalmente ha reddito zero, si chiude a zero. Perché? Perché tutto quello che rimane viene liquidato ai soci. Per la cooperativa è fondamentale questo ragionamento qua. Perché è fondamentale? Perché se la cooperativa riesce a dare una liquidazione congrua, una liquidazione soddisfacente, in altre parole pagare bene le patate, il nostro socio ha soddisfazione, il nostro socio il prossimo anno tornerà a piantare le patate e la cooperativa avrà seguito. E questo qua è il filo che unisce un pochino il ragionamento economico. Perché, come ripeto, è un'impresa come tutte le altre e deve per forza percorrere questa strada e avere questo ideale. Quindi, perché giustamente il nostro socio è un'impresa a sua volta a casa sua e deve fare economia, non vive di aria, deve avere i soldini per mantenere la propria famiglia. Quindi è basilare questo ragionamento qua. Questi investimenti, queste idee nuove sono finalizzate a dare un valore aggiunto alla nostra patata. Un prodotto poverissimo, perché penso sia il prodotto più povero che c'è in agricoltura. Non sono poche le difficoltà con un prodotto povero mantenere una struttura importante come la nostra, però ce la stiamo mettendo tutta, anche perché questa è una convinzione mia personale che un'impresa che si stabilizza vuol dire che incomincia a calare. Invece noi vogliamo crescere, vogliamo che i nostri soci abbiano soddisfazione della coltivazione delle patate e vogliamo che in Friuli rimanga la coltivazione della patata in maniera importante, in maniera organizzata come lo facciamo noi. Salve a tutti, inclusione e coprogettazione sono alcune delle parole d'ordine della cooperazione sociale. Approfondiamo questi temi col professor Paolo Venturi e col presidente di Federsanità ANCI della regione Giuseppe Napoli. Professor Venturi, la cooperazione sociale è e deve essere inclusiva. Qual è la declinazione che lei dà del termine inclusione? L'inclusione è la cifra del welfare ed è anche la caratteristica qualitativa più importante della cooperazione sociale. Provo a spiegarmi. Cosa significa oggi includere? Potrebbe significare solamente dare prestazioni a soggetti che hanno necessità di essere portati dentro a un sistema di servizi. Potrebbe essere tenere insieme una comunità che in qualche modo è frammentata, potrebbe essere in qualche modo così recuperare gli ultimi, non lasciare indietro nessuno. È tutte queste cose, ma è anche molto di più. E vado all'elemento che qualifica l'inclusione, soprattutto nella cooperazione sociale. Includere significa capacitare, cioè aumentare le potenzialità di questi soggetti, non soltanto dargli un servizio. Significa aumentare la loro autonomia, perché molte volte i servizi assistono ma non potenziano, cioè generano quindi assistenzialismo, ma non generano autonomia. Quindi, in fin dei conti, possiamo dire che includere significa capacitare, aumentare le capacità. E tra l'altro una buona inclusività è anche un fattore di ottimizzazione della spesa pubblica molto spesso, ma i vari protagonisti, a suo modo di vedere, ne sono consapevoli? Sì, capacitare ha un valore aggiunto incredibile, non solo nel beneficiario, ma questo valore viene ridistribuito su una base più ampia. Pensate che le pubbliche amministrazioni rispetto all'inserimento lavorativo, uno dei tanti ambiti su cui la cooperazione sociale declina la sua attività, si ha un risparmio per la pubblica amministrazione che va dai 5 ai 10.000 euro a seconda della tipologia dello svantaggio in termini economici. Ma non basta questo e la cooperazione non c'è appena per garantire risparmio alla pubblica amministrazione. Pensate a quanto, minor uso di medicinali viene fatto, quanto minor uso dei servizi pubblici che viene fatto. Quindi gli stakeholder, le politiche pubbliche, devono essere consapevoli che questo metodo capacitante di inclusione, che integra la persona non solo come portatore di bisogno, ma come struttura di desiderio, e quindi integrale, è un elemento che genera valore per una pluralità di soggetti. Quindi le politiche che si fanno in alleanza, includendo, valorizzando la cooperazione sociale, si può dire che siano politiche a valore aggiunto.
Presidente Napoli, la pandemia tra le altre cose ha terremotato i rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni anche nel campo del sociale. Sono rimaste solo macerie? Assolutamente no, sono rimaste sicuramente situazioni di grande sofferenza, soprattutto umane, perché evidentemente la pandemia ha segnato le famiglie, ha messo in grande difficoltà le sicurezze, quelle personali, ma ha anche ridato la possibilità a tantissime persone di ripartire, ed è una cosa su cui noi siamo assolutamente convinti. Non ci sono solo macerie, ci sono per fortuna germogli che nascono, che stanno crescendo, e la cooperazione è sicuramente uno di questi germogli. Ecco, a proposito di cooperazione e di rapporti con la pubblica amministrazione, spesso si sente parlare di coprogettazione. Questo concetto che forse è un concetto chiave sia per la pubblica amministrazione che per la cooperazione, può rappresentare un modo di raccontare la qualità, la nuova qualità della collaborazione fra la pubblica amministrazione e la cooperazione? Guardi, lo dico sempre rispondendo ogni volta che mi viene chiesto questo, cosa penso? Penso che c'è un problema culturale, cioè è un problema che è pre-politico, è pre-istituzionale. Le persone devono cominciare a cogliere l'importanza di quanto fa la cooperazione e le istituzioni devono rendersi conto che la cooperazione non è un service a cui rivolgersi per risolvere i propri problemi, ma semmai è un soggetto con cui sedersi intorno al tavolo e costruire opportunità, progettualità e programmazione assieme. Quando arriveremo a quello, evidentemente il passaggio sarà più agevole. Non ci siamo ancora arrivati, c'è tanto lavoro sia da parte nostra e credo anche da parte del mondo della cooperazione, però sono fiducioso, sono ottimista perché la nostra è una regione piccola, coesa, dove la cooperazione ha una sua storia, dove la cooperazione ha saputo crescere in momenti difficili, e sono convinto che più la cooperazione ci aiuta, più le istituzioni faranno il loro dovere. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La Contatto Care nasce come cooperativa circa 5 anni fa. Noi soci fondatori siamo 2 tecnici di radiologia con quasi 20 anni di esperienza sanitaria alle spalle, e abbiamo deciso, data la nostra esperienza, di creare questa cooperativa in quanto quello che vedevamo era la necessità della gente di avere un servizio professionale domiciliare strutturato sul territorio, senza dare il vincolo alla famiglia di gestire il servizio stesso. Quindi abbiamo un attimino studiato la situazione e capito che quella che poteva essere la formula migliore era quella di creare una cooperativa di servizi alla persona. Noi ci occupiamo di servizi assistenziali a persone più o meno autonome che siano, e servizi sanitari domiciliari. Le nostre operatrici sono persone del territorio, sono professioniste nell'assistenza alla persona, quindi sono in grado di fare assistenza sia a persone autonome che non autonome, terminali, allettate, anche con patologie più o meno gravi che siano. Quindi abbiamo visto che nel corso di questi anni il riscontro del territorio c'era, siamo nati a Tricesimo circa 5 anni fa appunto, e abbiamo deciso da un paio di mesi di aprire un centro anche a Udine in via Savorniani. Stiamo già avendo un ottimo riscontro anche qua nel territorio di Udine. E funziona bene anche perché le operatrici, essendo persone del territorio, vivono il territorio, sanno muoversi all'interno di Udine e del circondario, quindi è un servizio veramente calato su misura delle esigenze delle persone e degli assistiti.
Poi noi siamo anche molto attivi per quanto riguarda convenzioni con realtà importanti, sanitarie, piuttosto che farmacie e quant'altro, quindi abbiamo creato proprio delle collaborazioni perché crediamo molto nel creare appunto la collaborazione fra aziende e quindi riuscendo a dare i migliori servizi possibili sia ai nostri assistiti ma anche alle aziende stesse, sapendo di poter avere a che fare con un servizio comunque di alta professionalità. Tutte le nostre operatrici sono anche socie della cooperativa e sono tutte persone con pregressa esperienza nell'assistenza alla persona, sono OS, OSA, tecnici dei servizi sociali, assistenti domiciliari, quindi comunque tutte persone formate nell'assistenza, non sono persone improvvisate, e collaboriamo anche con i migliori professionisti sanitari del territorio per quello che è il concetto infermieristico domiciliare e fisioterapico domiciliare. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Che attività posso svolgere in forma cooperativa? La cooperativa può svolgere qualunque tipo di attività ed anzi esistono più modelli cooperativi a seconda del comparto a cui appartengono e del tipo di attività che svolgono. Possiamo pensare alle cooperative artigiane i cui soci sono artigiani e svolgono le attività proprie del comparto artigiano. Possiamo pensare alle cooperative agricole i cui soci sono agricoltori che operano nel settore dell'agricoltura sia la produzione primaria che la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. Possiamo pensare alle cooperative della pesca in cui i soci sono dei pescatori. Possiamo pensare alle cooperative normali in cui i soci sono dei lavoratori, lavorano per conseguire una qualunque attività nell'ambito di un rapporto mutualistico. Lo scibile è molto ampio. Per ultimo lascio le cooperative sociali che operano in un settore estremamente delicato che integra quello che è il servizio sociale dello Stato e che godono di una legislazione agevolativa molto importante e di agevolazioni sia fiscali ma anche operative. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. Come viene erogato e strutturato un servizio presso Contatto Care? Dopo la prima telefonata che viene fatta dagli clienti, ci si trova presso un ufficio che può essere uno di quelli che abbiamo presso Udine piuttosto che Tricesimo, oppure possiamo andare direttamente noi presso la famiglia per capire un po' quali sono le dinamiche assistenziali. Insieme si studia l'assistenza, quindi capire le fasce di orario, capire le giornate di cui si necessita del servizio, capire quello che è realmente il servizio e qual è il grado di autonomia dell'utente. Una volta che abbiamo cercato di capire queste cose, noi strutturiamo il servizio in base proprio a queste richieste. Quindi a noi piace definire un servizio cucito su misura. Questo è il tipo di servizio che noi eroghiamo. Lo eroghiamo appunto con personale nostro. Che cosa significa? Significa che la famiglia non diventa mai datore di lavoro, quindi non ha mai tutti quegli oneri burocratici che possono essere la busta paga, sostituzioni, malattia, e il nostro personale è assicurato, cosa che non è da sottovalutare, ma ovviamente in un frangente come quello dell'assistenza è molto importante l'assicurazione. Il nostro servizio è quindi erogato dal nostro personale, dai nostri dipendenti, dai nostri soci, e sono tutte persone che sono formate in questo, quindi lo fanno professionalmente, cosa diversa ad esempio quello che può capitare con le badanti. Le badanti che sono persone che nella maggior parte dei casi vengono dall'estero, hanno bisogno di un vitto e un alloggio, tanto di cappello ovviamente a queste persone, ma che cosa fanno? Danno una semplice presenza. Qualcuno ovviamente riesce a fare qualcosa di più. La differenza sostanziale però è questa, nel senso che il personale che noi vi mandiamo è personale che lo fa di mestiere, lo fa di lavoro, è personale formato. Questa è la differenza sostanziale.
I nostri servizi quindi che cosa comprendono? Comprendono sia l'assistenza vera e propria alla persona con questa tipologia di personale, ma comprendono anche altri servizi. Abbiamo il servizio infermieristico che può comprendere le iniezioni, le medicazioni nelle parti più svariate di questa pratica, il servizio prelievi a domicilio con i nostri punti di riferimento per quanto riguarda le analisi. Abbiamo il sistema di fisioterapia, quindi abbiamo una fisioterapia domiciliare sempre con professionisti del settore. Cosa facciamo anche? Aiuto di sbrigo pratiche, nel senso cerchiamo di farvi capire quali possono essere i contributi, gli aiuti che dà il territorio del quale potreste usufruirne. Contatto care è quindi l'azienda che vi garantirà massimo livello di assistenza. Contatto col punto, con punto tatto, che cosa significa? Che noi abbiamo un contatto con voi e con molto tatto, con molta delicatezza cerchiamo di curare e aiutare il vostro prossimo.